e come lottano. Facciamo tornare il cielo azzurro, molto meglio. Allora, oggi ci siamo svegliati, benvenuti, bentornati, oggi in Virginia. Ci siamo svegliati con la notizia, il caso Lukaku, il caso. Signori miei, se vi va lasciate un like, per favore, per una questione di supporto, io vi ringrazio sempre. E vi lascio in descrizione il link all'altro mio canale, Calcio Fluido, dove stasera è inevitabile fare un commento su quello che sarà la partita dell'Italia. Le nazionali rompono sempre un po' i cosiddetti coglioni. Allora, un paio di riflessioni, perché pensavo non ci fosse nemmeno bisogno di fare questo video, però ho letto un po' in giro un po' di reazioni sia da parte dell'ambiente Napoli sia dall'altra parte, cioè del resto dell'ambiente, un po' di interisti che hanno detto questo è il vero Lukaku, si è arrabbiato che non è più protagonista, adesso scoprirete. Calma. Allora, partiamo da quello che vi ho detto 2 giorni fa, e cioè perché il discorso torna a Napoli è uscito dopo. La prima notizia su Lukaku, che non era disponibile per le amichevoli, non diceva torna a Napoli, diceva resterà, non parteciperà, perché vuole riportarsi in forma. Non diceva torna a Napoli. Poi hanno detto torna a Napoli e poi non torna, e questo è quello che ci dicono adesso. Quindi la prima riflessione è che c'è stato un cambiamento di rotta, magari a bella posta, fatto di proposito. Questo non lo possiamo sapere. Quello che possiamo sapere è che però si divertono a creare il caso e a stirrare le polemiche dentro al calderone, come sempre fanno. La prima riflessione era la mia di 2 giorni fa, e vi ho detto torna a Napoli, e poi ho fatto la battuta, forse è meglio non tornare a Napoli per le cose che sappiamo noi a livello poi di staff medico, di preparatori, eccetera eccetera, e può essere, non lo escludo, che all'interno, insomma, anche del gruppo calciatori ci sia il sospetto, la voglia magari di fare le cose in maniera indipendente, e ci sono anche altri esempi dove questo è avvenuto, a volte bene, a volte male come risultato. Quindi la prima cosa ho detto, magari meglio che rimani in Belgio, era una battuta, però la lasciavo lì, insomma, così. Dopodiché, quando scoppia il caso, perché vogliono far scoppiare il caso, ritwittano tutti, Sky, cronache, eccetera eccetera, Il Mattino, perché poi mica solamente dall'esterno, le cose arrivano anche dall'interno, e vi viene alla mente immediatamente il caso che volevano far scoppiare con Conte quando all'altra sosta, e c'era anche più terreno fertile per farlo scoppiare quel caso lì. Perché? Perché venivamo da la partita col Bologna, il periodo non ideale, e volevano, io me li ricordo tutti che dicevano chissà se Conte torna addirittura, ma non solo dall'esterno. Io ripeto, mi pare che fu Luca Cerchione che disse Conte rassegna le dimissioni, il Napoli deve decidere, c'è momento, c'è grande fermento, c'è paura. le dimissioni. Conte è tornato più forte di prima, ci ha ripreso per i capelli, e abbiamo fatto una serie di vittorie consecutive contro tutte le grandi squadre, la Roma, l'Atalanta, tutti gli scontri diretti, tutti vinti. Poi vincemmo la Coppa, perché sembra un anno fa, la Supercoppa. Dai. Quindi il caso avevate provato a crearlo su Conte, che se ne andò durante quella sosta, e adesso state provando a crearlo su Lukaku. Non funziona così. Non dobbiamo abboccare, però devo dire così, perché qualcuno disse vabbè, è meglio che se ne va subito, però dovete calmarvi, dovete capire anche quello che Lukaku ha detto dopo il gol fatto. Disse Napoli mi ha rimesso in piedi, io ho grande gratitudine nei confronti di Napoli, eccetera eccetera. Quindi quanto vale la vostra memoria anche a breve termine per uno che ha dimostrato di tenerci per noi e che si è messo a disposizione in un periodo non facile della sua vita per molti motivi anche personali? Mo che lui torna a Napoli ad allenarsi con Stellino, c'è manco Conte,
torna a Napoli ad allenarsi con Stellini e a ritrovare la sua forma con Stellini, o che lo fa privatamente in Belgio. Ma a noi cosa cambia? Tanto noi lo sappiamo che Lukaku quello è il minutaggio. Magari crescerà nel finale, nelle ultime 3 partite, ma non è che abbiamo un giocatore che dovrebbe essere titolare, perché se stesse in grande forma sarebbe andato a fare le amichevoli con la sua nazionale. Quindi questa è la prima riflessione che mi sentivo di fare, perché ho letto, non so, perché purtroppo i tifosi sono così e abboccano, e spero non ci sia vento, perché in Virginia c'è un po' di vento, chiedo scusa nel caso. Quindi questa è la prima riflessione. Lo volevate fare con Conte, adesso ci state provando con Lukaku, e non aveva funzionato con Conte e non credo funzionerà con Lukaku. Poi la riflessione noi la facciamo a livello personale, magari vogliamo qualcosa di meglio, vogliamo andare a migliorare l'anno prossimo, e si rilega al video di ieri che era vogliamo sognare oppure no, e quindi magari anche trovare qualche altra soluzione. L'altra riflessione invece è sul fatto che vuole il Napoli smentirle queste cose oppure no, perché sarebbe facile, adesso che stanno girando queste polemiche, dice il Napoli forse pensa a una maxi multa, il Napoli è irritato. Se il Napoli non è irritato, come io credo che non sia irritato, perché poi queste cose non è che tu prendi e fai di testa tua, dovrebbe essere concordato tutto ciò, telefoni, dici, oppure è nella logica delle cose, dice io sono stato convocato questo periodo dove non devo stare a Napoli, a prescindere non devo stare a Napoli. Quindi ci si parla e si risolve senza essere irritati, senza farlo arrivare ai giornali che uno è irritato. Sarebbe anche bello, se il Napoli non è irritato, che si faccia una comunicazione. Ne abbiamo fatte tante di comunicazioni specifiche che si prende, si twitta, dice non è vero niente, sono tutte balle, in modo qualsiasi si può dire, le modalità si scelgono, tutte balle perché Lukaku ci ha comunicato, abbiamo parlato, concordato con la società, fa le cose sue e ritorna più forte di prima, punto e basta. Così non dai adito, non dai modo. Qualcuno se l'è preso con Lukaku, dice tu lo sai che ci faranno le polemiche, perché hai fatto così? Io chiedo al Napoli di spegnere le polemiche, perché Lukaku, se ha fatto di testa sua, il Napoli può decidere di intervenire, ma se è tutto concordato e se è tutto nella normalità, fate un bel comunicato e spegnete tutto, di modo che non hanno niente da cavalcare, non hanno gli levi il calderone che loro vogliono stirrare. Oppure, se non lo fai, c'è pure la voglia o la speranza, l'idea di fare la solita cosa, e cioè che il calciatore non si comporta bene con il Napoli, con la maglia, con i colori, e quindi il tifoso, quello là un pochino più sensibile a queste cose, cioè il traditore, capite qual è il discorso che si può allargare sempre? Dice forse è uscita questa, non che il Napoli l'ha creata la polemica, è uscita questa polemica, lasciamola bollire, sempre nel caldo, pappulea, lasciamola pappuleare, così qualche tifoso insomma dice guarda la mia, e quando il Napoli magari lo va a sostituire non è colpa del Napoli. Ma questi discorsi valgono per quei giocatori in grande ascesa, possono valere per i Kvara, per i Cavani all'epoca, per tutti quelli. È inutile che facciamo di nuovo la lista con Higuain in testa, Osimhen, eccetera, eccetera. Sono troppe le cose. Lukaku, che va o non va, il suo con noi l'ha già fatto. L'anno scorso è stato decisivo. Quest'anno 3 punti sono i suoi, perché è lui l'ha spinta in rete quel pallone. Quindi ci prendiamo il buono, andiamo avanti, senza per forza crearci polemiche che non servono a niente. Solo questo volevo dire, nel bene supremo, che è quello della squadra, perché ce ne frega assai. Alla fine ci sono giocatori che, per il loro atteggiamento, per il loro amore dimostrato anche post Napoli, faccio sempre l'esempio di Simeone, che si vede che è attaccato a noi anche quando gioca contro di noi, ci restano nel cuore alcuni di questi giocatori, altri meno, e poi lo decidiamo dopo se ci devono restare nel cuore o meno. Se dobbiamo fare i Murales poi facciamo un'altra polemica.
sempre le polemiche. Ma poi Giorit, questo sondaggio per fare i giocatori, Ferrari, eccetera, eccetera, a chi la fa? A me non l'ha chiesto quali erano i giocatori da mettere là. I seguaci suoi hanno deciso che mica rappresentano Napoli. Sono riuscito a infilare pure questo discorso qua. Dalla Virginia, da Vienna, qua, perché non è Vienna in Austria, ma Vienna, Virginia. Valerio Fluido è tutto. Lasciateci in pace e controlliamo quello che succede, perché non gioca solo l'Italia, giocano le altre squadre, Danimarca, Elmas, con la quindi ci rivediamo su Calcio Fluido. Vi lascio il link in descrizione. @Calcio Fluido è facile, si trova. Ero anche se stato sorpreso che non era preso il nome Calcio Fluido, e facciamo un commento là. Non lo so se la potrò vedere da cellulare, perché qua mo dobbiamo andare a suonare, però voi siete quelli labellini che seguite sempre tutte le cose e sapete come fare per darmi anche una mano. Vi ringrazio, vi abbraccio, vi bacio. Forza Napoli sempre. Nazionali, ognuno tifa la sua o quello che vuole tifare, e resistiamo, perché pensa se non vincevamo, come si preparava poi questa sosta, il Milan, le cose. Non fatevi abbindolare, quello vogliono renderci più deboli. Noi dobbiamo essere più forti.